Tragico incidente nella notte a Piove di Sacco, un 27enne di Argergrande è morto dopo essere finito con l'auto contro un camion che trasportava medicinali. Grave il conducente del mezzo pesante. In un altro gravissimo incidente in Friuli Venezia Giulia ha perso la vita un 64enne di Concordia Sagittaria. Il violentissimo impatto con un'altra vettura non gli ha lasciato scampo. Aggredita con lo spray da falsi vigili, è stata derubata in casa davanti al marito disabile, accaduto a Scaltenigo di Mirano nel Veneziano ed è paura in tutto il milanese. Sfruttamento di ragazzini di appena 12 anni in un laboratorio cinese di Asolo, a scoprirlo grazie anche ad un'associata ai carabinieri, il caso che riapre l'allarme sui laboratori cinesi. Ancora maltempo, ieri sera nuovi temporali hanno interessato il Veneto, oltre il bellunese danni anche a Verona e Padova e nelle prossime ore previsto un nuovo peggioramento con piogge diffuse. In corso nelle piazze dei capoluoghi veneti la manifestazione di Forza Italia contro il decreto dignità, gazebo per dire no al provvedimento del governo. Torna a Jesolo l'appuntamento con Griglia Roventi che questa sera vedrà sfidarsi sugli incandescenti barbecue di Piazza Torino, 100 coppie di cuochi rigorosamente non professionisti. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca perché purtroppo quella appena trascorsa è stata una notte davvero drammatica sulle strade della nostra regione. A Piove di Sacco ha perso la vita un giovane di Argergrande. Sentiamo. Ha perso la vita alle 4 del mattino scontrandosi con l'auto contro un camion in via Borgo Botteghe a Piove di Sacco. A perdere la vita un 27enne di Argergrande. Estratto dall'abitacolo della sua macchina dai vigili del fuoco, nonostante i soccorsi, il personale medico del 118 ha dovuto dichiararne il decesso. Ferito l'autista del furgone coinvolto nell'incidente, un 26enne di Treviso. Lo scontro ha fatto finire il suo furgone che trasportava medicinali nel fossato adiacente alla strada. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Coinvolta anche una terza automobile, arrivata subito dopo il primo incidente, ha investito i detriti sull'asfalto, sfiorando la macchina del 27enne di Argergrande che ha perso la vita. Ha a bordo una coppia che è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 6. Ed un altro gravissimo incidente si è verificato sempre la scorsa notte in Friuli Venezia Giulia, a perdere la vita un 64enne di Concordia Sagittaria. Ci aggiorna al telefono per i dettagli Tommaso Stoppa. Sentiamo. Sì, buongiorno a tutti dalla provincia di Venezia per un bilancio davvero pesante in questi giorni di vittime della strada in continuo aggiornamento. L'ultima è Sergio Ceccotto, 65enne nativo di Caorle ma residente a Concordia Sagittaria, è morto ieri sera quando la sua Smart si è schiantata frontalmente contro una Giulietta Alfa Romeo ed è finita nel fosso. Il tutto a Ronchis di Latisana in Friuli, e sul posto SUEM e Vigili del Fuoco, ma i soccorsi non hanno avuto l'esito che si sperava. È stata ferita in maniera meno grave anche la conducente dell'altra auto che è andata a sbattere contro il guardrail. Si tratta di una 28enne di Mortegliano. Sul posto anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi. È la terza vittima, come vi dicevamo, della strada veneziana in meno di 24 ore. Ieri mattina era morto carbonizzato Tiziano Cattai, 60enne di Meolo, nel rogo della sua auto che aveva preso fuoco dopo essere stata tamponata sulla 27, e la notte precedente era deceduto anche Matteo Guiotto, sandonatese di 36 anni, in uno schianto frontale sulla Triestina nel comune di Ceggia. Per il momento è tutto dalla provincia di Venezia, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E restiamo nel veneziano con la cronaca. Aggredita con lo spray da falsi vigili, è stata derubata in casa davanti al marito disabile, accaduto a Scaltenigo di Mirano. Sentiamo i dettagli da Ilaria Marchiori al telefono. Buongiorno da Mirano, dove è avvenuta l'ennesima aggressione a danno di una coppia di anziani di 75 anni.
In due si sono presentati nella loro abitazione di Scaltenigo con delle divise e davanti al marito disabile hanno aggredito e narcotizzato la donna per poi essere liberi di fare razzia di tutto ciò che gli interessava. Il tutto in pieno giorno all'ora di pranzo. I due hanno bussato ed erano in uniforme, appunto. Il primo sembrava un agente della polizia locale, mentre il secondo indossava una divisa della forestale. La donna, vedendo i gradi sulle spalline, ha aperto e subito le è stata spruzzata questa bomboletta spray sul viso che le ha fatto perdere i sensi, mentre il marito inerme assisteva e loro rubavano. Poi sono fuggiti a tutta velocità a bordo di un'auto e solo a quel punto la 75enne, con le poche forze che aveva, è riuscita a chiamare i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini, mentre lei veniva portata al pronto soccorso per tutte le analisi del caso e anche per capire che cosa le fosse stato spruzzato. Questo è un fenomeno sempre più frequente di ladri che si presentano alla porta con finte uniformi e poi truffano gli anziani e li derubano. Da Scaltenigo di Mirano è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed ora il maltempo di queste ultime ore che sta interessando diverse aree della nostra regione, numerosi interventi ieri sera e nella notte da parte dei vigili del fuoco nel Veronese. A causa del forte vento alcuni alberi si sono abbattuti sulle strade, causando anche danni ad auto in sosta e mettendo in ginocchio la circolazione. I problemi principali proprio in città a Verona, con episodi invece isolati in provincia. A questi appunto si riferiscono le immagini che state vedendo. In serata invece è tornata alla normalità la situazione viaria in Cadore, dove ieri l'esondazione del torrente Orsina aveva provocato la temporanea chiusura della strada che collega Pieve a Calalzo. Le previsioni meteorologiche ora annunciano nuovi nubifragi per le prossime ore e l'allerta rimane comunque elevata nella nostra regione. Torniamo ora in provincia di Treviso. Sfruttamento di ragazzini di appena 12 anni in un laboratorio cinese di Asolo. Il caso, al di là della cronaca, fa riflettere. Sentiamo. Determinante è stata la soffiata arrivata da altre ditte e quando i carabinieri hanno fatto irruzione nel capannone li hanno trovati al lavoro intenti a cucire astucci per occhiali rigorosamente griffati. È uno squarcio sulla realtà che fa riflettere quello aperto dai carabinieri in un laboratorio cinese della zona industriale di Casella d'Asolo, dove venivano impiegati come degli adulti 4 ragazzini di 12 e 13 anni. Altro che vacanze estive, i piccoli venivano costretti a lavorare nel capannone dei parenti a temperature torride, tanto che i portoni erano spalancati per far passare un po' d'aria e l'attività dei ragazzini era sotto gli occhi di tutti, unico svago giocare ogni tanto con il tablet. Il caso sarà segnalato ai servizi sociali. Nel frattempo per i 7 lavoratori in nero scoperti, tra cui i 4 bambini, sono stati denunciati i titolari, un uomo cinese di 51 anni e una donna di 21, che dovranno pagare anche 35.000 euro di sanzione. L'attività è stata nel frattempo sospesa. Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalle volanti della questura di Belluno perché assieme ad altri 3 amici con un fucile ad aria compressa ha preso a bersaglio un uomo che si trovava nel giardino della sua abitazione. La vittima infatti si è sentita colpire da almeno 2 scariche di pallini di plastica sparati da una finestra dei palazzi di fronte alla sua casa mentre si trovava in giardino e ha avvertito dei dolori alle spalle e all'orecchio. L'uomo così ha chiamato il 113 e gli agenti hanno individuato la finestra dalla quale era presumibile fossero partiti i colpi. Nell'appartamento la polizia ha trovato 4 ragazzi che in un primo momento hanno cercato di negare ogni responsabilità, poi hanno confessato, confermando che poco prima, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, avevano iniziato ad intrattenersi con alcune armi soft air, armi che sono state trovate dagli agenti: 3 fucili ad aria compressa ed una pistola sempre ad aria compressa, più una confezione di pallini di plastica di colore verde. Il fucile usato per colpire il malcapitato è stato sequestrato. Uno dei 4 ragazzi, un 19enne di Ponte delle Alpi, si è assunto la responsabilità del gesto ed è stato accompagnato in questura, dove è stato denunciato. E si avvia verso il processo la vicenda degli scontri in piazza avvenuti nel centro di Padova un anno fa. Sentiamo.
A poco più di un anno di distanza la Procura di Padova ha chiuso le indagini sugli scontri avvenuti nelle piazze tra esponenti dei centri sociali e polizia e si prepara a chiedere il processo per una ventina di persone. I tafferugli tra l'altro erano avvenuti pochi giorni dopo l'elezione del sindaco Sergio Giordani. Il corteo, composto in totale da circa 300 persone, tra cui alcuni consiglieri comunali, non era stato autorizzato dalla questura a cambiare percorso e invece un gruppo di giovani da Piazza delle Erbe aveva cercato di raggiungere ugualmente Piazza Antenore, dove stavano manifestando esponenti di destra di Forza Nuova contro lo Ius Soli. Il bilancio era stato di 4 agenti feriti, oltre al lancio di fumogeni e una bomba carta. Le accuse sono quelle di corteo non autorizzato e per alcuni di loro di minacce, violenze e lesioni pluriaggravate. Ed ora la politica è in corso nelle piazze dei capoluoghi del Veneto, la manifestazione indetta da Forza Italia contro il decreto dignità per dire no al provvedimento del governo. Sentiamo. Artigiani, commercianti, piccoli, medi, grandi imprenditori, lavoratori, liberi professionisti che hanno votato Lega, cosa diranno adesso? Grazie Salvini? Ecco, noi non ci rivolgiamo tanto a Di Maio, è una causa persa, pace all'anima sua Di Maio, ci rivolgiamo alla Lega. Riuscite a tradire in questa maniera i vostri elettori? Salvini e la Lega sono nel mirino di Forza Italia, spiegano i vertici del partito, per aver sconfessato le ricette economiche sottoscritte alla vigilia delle elezioni, andando nella direzione opposta. Un decreto come questo, che purtroppo al di là delle stime dell'INPS creerà disoccupazione, creerà nuovi contratti in nero, questo è evidente, lo ammettono tutti. Secondo Brunetta il governo Conte cadrà da solo, schiacciato dal peso delle proprie contraddizioni e dall'incapacità di alcuni suoi membri non appena gli effetti delle sue ricette economiche inizieranno a farsi sentire, ma l'ultima frecciata è sempre riservata a Matteo Salvini, che alla vigilia delle ultime elezioni voleva portare Berlusconi dal notaio per sottoscrivere un patto antinciucio. Berlusconi disse no, basta la parola tra gentiluomini, e forse sarebbe stato meglio andare dal notaio perché ci sarebbe stato non solo un divieto di fare inciuci a sinistra, ma di fare inciuci anche col Movimento 5 Stelle come di fatto è avvenuto. Magari fossimo andati dal notaio. Ci rivolgiamo alla Lega, a Matteo Renzi, a Matteo Salvini, torna a casa Matteo Salvini, torna nel centrodestra. Ancora cronaca dal veneziano, dopo l'eroina killer nella zona intorno alla stazione di Mestre arriva la cosiddetta droga di Hitler, una nuova sostanza letale smerciata e consumata soprattutto da bengalesi. Sentiamo. Dopo lo smantellamento della banda di nigeriani che smerciava la letale eroina gialla, Mestre è nuovamente al centro dei traffici di uno stupefacente dagli effetti devastanti. La polizia di Gorizia ha concluso con un blitz in un appartamento di Monfalcone il sequestro di 300 pastiglie e l'indagine su una banda di bengalesi che smerciava Yaba, una metanfetamina conosciuta anche come la droga di Hitler perché diffusa tra i soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi la usavano soprattutto giovani originari del Bangladesh, impiegati come operai nei cantieri navali del comune alle porte di Trieste. Lo scorso ottobre alla stazione ferroviaria i poliziotti avevano sequestrato un altro centinaio di pastiglie dal costo all'ingrosso di 2 o 3 euro e rivendute al dettaglio per 10 o 15. Gli investigatori non hanno dubbi, provenivano da Mestre dove vi sarebbe uno dei centri di smistamento della droga in arrivo dalla principale piazza di spaccio di Roma. Una decina gli indagati dalla procura di Gorizia, alcuni dei quali residenti nella terraferma veneziana. Tra le ordinanze restrittive emesse dal GIP che vanno a sommarsi a quelle applicate agli arrestati in flagranza di reato. In provincia di Treviso, ora con la rapina al bar di Borgoverde a San Biagio di Callalta, giusto una settimana fa, i carabinieri hanno individuato l'autore che si è giustificato raccontando di essere senza lavoro e senza soldi dopo la separazione. Incensurato, 35 anni appena, senza lavoro e in gravi difficoltà economiche dopo la separazione dalla moglie, è un giovane di Carbonera, il responsabile della rapina messa a segno il 14 luglio al bar Borgoverde lungo la Postumia a San Biagio di Callalta. I carabinieri sono arrivati a lui grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale che lo hanno ripreso mentre, pistola in pugno, si faceva consegnare 700 euro dal titolare dell'esercizio, dove era rimasto seduto a un tavolo sorseggiando una birra e maneggiando lo smartphone per almeno un'ora prima di entrare in azione.
Poi, con la scusa di andare in macchina a prendere i soldi per pagare, si era ripresentato con uno scialle per coprirsi il volto e la pistola a giocattolo. Lì per lì il barista Albano Fossaluzza, 59 anni, di Fagarè, era rimasto disorientato. La paura ce l'ha avuta in un secondo momento. Il momento che sono andato in bagno, che mi ha chiuso in bagno, che ho preso un po' di... non sapevo cosa voleva fare, l'ho guardato sugli occhi, un spaccone. Però, sul momento che mi ha chiuso in bagno ho avuto un po' ho pensato un po' male. In casa il 35enne aveva ancora gli abiti indossati durante la rapina. Della pistola e del denaro nessuna traccia. Che abbia agito per difficoltà per il titolare del bar non è una giustificazione. Non si fanno quelle cose, con una pistola non si va a puntare su una tempia una pistola a qualsiasi persona. Si può chiedere un attimo, si può parlare con gli amici, si può fare tantissime altre cose, ma non queste cose. Secondo me sono bruttissime queste cose. Sono rimasto, a parte la rabbia, molto male. Anch'io sono separato, mi hanno buttato fuori di casa, però non ho fatto questi gesti, tiro sulle maniche e lavoro. Provo rabbia, continua, ma non per questo sentimenti di odio verso questa persona, prosegue. Se è uno cattivo, che è uno che ha sempre fatto questo lavoro, sì, che ha sempre fatto queste cose, sì, però ha avuto i suoi problemi, quindi per me... Se le capitasse di ritrovarselo di fronte, cosa gli direbbe? Niente, non sono un tipo di parlare tanto. L'importante è che abbia la pistola. Se viene qua e chiede scusa, gli offro l'aperitivo. A Padova ora furto l'altra notte nel quartiere dell'Arcella ai danni di un negozio equo solidale, sconcerto tra gli operatori della Onlus che lo gestiscono. Personalmente ritengo che sia uno sfregio a questa realtà e anche al quartiere Arcella. Un grande infisso da riparare, un computer portatile sparito insieme al fondo cassa e, dopo quello che è successo ieri notte, un investimento obbligato in telecamere di videosorveglianza. Alla cooperativa Angoli di Mondo non si danno pace. La microcriminalità non ha guardato in faccia nemmeno a chi opera nel commercio solidale con i popoli del terzo mondo e ha preso di mira il negozio di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Che dia fastidio a qualcuno? In questo senso direi proprio di sì. Sì. La vostra mission non si ferma? Assolutamente no, noi continueremo, sistemeremo ciò che è stato danneggiato, potenzieremo ovviamente la sorveglianza, ma la nostra mission continua più motivata di prima. Il negozio tratta vari tipi di merce usata, vestiti, oggetti, mobili, raccolti grazie all'opera di moltissimi volontari o recuperati da sgomberi di abitazioni, ma pure artigianato locale e internazionale e prodotti del commercio equo e solidale. La cooperativa, a Padova e provincia da oltre 30 anni, destina i suoi guadagni a progetti di sostegno a comunità del terzo mondo. Lo scorso Natale il negozio venne pesantemente saccheggiato dai ladri. Ora un secondo colpo in un momento economico non facile per il commercio equo e solidale, a Padova come in tutta Italia. E lutto nel Vicentino, si è spento ieri all'età di 92 anni il conte Lodovico Valmarana, l'ultimo dell'antica e nobile famiglia per la quale Andrea Palladio costruì la Rotonda, un gioiello di architettura tra i più celebri edifici del grande architetto e patrimonio UNESCO. Molte le attestazioni di cordoglio, esprimo il cordoglio dell'amministrazione comunale e mio personale, ha detto il neosindaco di Vicenza Francesco Rucco, amante della cultura e dell'arte. Il conte Lodovico Valmarana ha saputo con grande lungimiranza far rinascere la Rotonda, capolavoro di Andrea Palladio, è uno dei monumenti più rappresentativi della città di Vicenza, che richiama turisti da tutto il mondo, così il sindaco Rucco. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri notiziari. Parliamo ora di economia e lavoro, perché sono appunto di queste ore i dati della CGIL di Treviso sull'occupazione nella Marca durante il primo trimestre del 2018. Sono dei quadri positivi che riservano anche alcune sorprese positive, come ad esempio quelle per l'area dell'Opitergino. Sentiamo.
9.000 nuovi posti di lavoro creati nel primo trimestre del 2018, con l'industria che riprende a crescere e con essa anche il settore dei servizi all'impresa. Trova una nuova conferma la ripartenza dell'economia trevigiana, non senza qualche dato inatteso, come la vivacità dell'area dello Pitergino, che registra una buona performance del distretto del mobile e la crescita del settore agricolo. I dati di Veneto Lavoro presentati dalla CGIL mettono a confronto il primo trimestre 2013 con lo stesso periodo dell'anno in corso. Nell'industria 4.850 nuovi assunti contro i 950 di 5 anni fa, e se sono settore metalmeccanico e aziende del Made in Italy a trainare, anche l'edilizia si sta finalmente riprendendo. È chiaro che un settore industriale molto, ampio come quello della provincia di Treviso dimostra di in qualche modo cogliere quella che è la ripresa economica e quindi anche consolidare l'occupazione. Le sfide non sono finite, perché proprio questo momento di ripresa è necessario per iniziare a consolidare salari, rapporti di lavoro, ma anche investire in formazione e prospettive future di un sistema produttivo che deve essere sempre più competitivo rispetto a uno scenario internazionale, tra l'altro molto complicato. Crisi aziendali notevole frenata, sottolinea il sindacato. Da gennaio a marzo nella Marca ne è stata aperta solo una contro le 527 del 2014. Altro capitolo è quello della qualità dei contratti. Su 9.000 assunzioni 7.000 sono a tempo determinato. Stabilità, ribadisce il sindacato, vuol dire anche crescita delle competenze nei lavoratori sul fronte professionale e della sicurezza. Io non vorrei più sentire la battuta: siccome è ripartita l'occupazione è normale che ci siano più infortuni e più morti sul lavoro. Il sistema della sicurezza, la sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere un investimento che facciamo congiuntamente tutti, senza nessun ma e senza nessuna in qualche modo timidezza sotto il profilo degli interventi necessari. Guardiamo al decreto dignità e i suoi effetti nella Marca senza ansie, conclude il segretario della CGIL, che invece attacca l'ipotesi di reintroduzione dei voucher. Per la nostra provincia vuol dire dare la possibilità ad aziende vinicole del nostro territorio di utilizzare manodopera a bassissimo costo, e questo è un regalo a settori che hanno margini per poter stabilizzare quei lavoratori. Andiamo ora a Venezia per tornare a parlare della valanga di polemiche suscitate in città dopo la multa da parte dei vigili urbani ad un gruppetto di ragazzini che giocavano a pallone in un campo. Ebbene, alle critiche risponde oggi l'assessore alla polizia locale Giorgio Deste, che difende l'operato degli agenti. La polemica sta nella misura in cui culturalmente nei nostri campi, nelle nostre calle si è sempre visto il bambino giocare e via. Certo, ci sono dei limiti che non devono poi prevaricare quelle che sono le libertà altrui. L'assessore veneziano alla polizia locale Giorgio Deste difende l'operato degli agenti dal diluvio di critiche ricevute per aver multato le famiglie di un gruppo di ragazzini che giocavano a pallone in Campiello Pisani. Sono intervenuti in seguito a numerose segnalazioni, ricorda, come imposto da una legge che non potevano far altro che applicare. Gli agenti ovviamente hanno fatto il loro lavoro, ma non l'hanno fatto casualmente, l'hanno fatto proprio in ordine a numerosi esposti che sono stati fatti, e credo che da bravi genitori tutti noi dobbiamo soprattutto saper educare e anche vigilare sui nostri ragazzi, quindi non ne farei una storia così eclatante, ma insomma poi non sono stati multati i bambini, ma sono stati multati i genitori, per cui cominciamo a dare le informazioni corrette. Le opinioni poi sono sempre legittime, puntualizza Deste. Quello che è inaccettabile sono gli insulti comparsi sui social verso gli uomini della polizia locale, che ogni giorno fanno del loro meglio per combattere il degrado e la criminalità anche in centro storico. Bisogna cominciare ad avere rispetto delle regole, delle divise, delle leggi, e sono uguali per tutti, quindi tutti i cittadini devono rispettarle, quindi non si può fare una differenziazione certamente tra chi risiede in un luogo piuttosto che un altro. Sono gli stessi cittadini, fa presente l'assessore, a chiederci una stretta delle norme sui comportamenti contrari al decoro in città. Stretta che abbiamo dato col nuovo regolamento di polizia urbana discusso nelle scorse ore in commissione. Dopo il passaggio in Consiglio Comunale faremo di tutto per renderlo operativo quanto prima, anche se per dargli piena applicazione servirebbero ancora più uomini. Il corpo che abbiamo trovato era un corpo la cui età media era 57 anni, per cui rinnovare il corpo tutti sotto i suoi vari aspetti, compresa quella dell'età e anche quella numerica, naturalmente è un programma che abbiamo già attivato, avviato, abbiamo avuto di che aumentare il corpo, e quindi oltre 500 uomini oggi in totale. Certo, il numero più adeguato sarebbe quello di avere almeno 800 uomini. Ci proviamo, chissà quando ci riusciremo, ma noi
noi ce la metteremo tutta. 4.000 magliette rosa per colorare la notte di Oderzo. È stata un successo ieri sera l'edizione inaugurale della Notte Rosa. 4.080 donne provenienti da tutto il nord-est hanno animato la corsa non competitiva organizzata dall'Atletica Tre Comuni e dalla LILT, delegazione di Oderzo, in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'obiettivo era una raccolta di fondi per l'acquisto di un ecografo di ultima generazione da utilizzare per la prevenzione dei tumori al seno, e l'evento ha tenuto fede agli auspici degli organizzatori, garantendo emozione e divertimento, ma diventando anche una grande occasione di solidarietà. Partenza alle 20 da via Garibaldi, arrivo nella scenografica Piazza Grande, dove è proseguita la festa delle oltre 4.000 partecipanti, testimonial la campionessa di karate Sara Cardin. Ed un altro appuntamento molto atteso è quello per questa sera a Jesolo, dove torna Griglie Roventi alle 20:30 in Piazza Torino. Come già nelle 13 edizioni precedenti, i concorrenti giocheranno ad armi pari, griglia, salsicce, coscette di pollo uguali per tutti. A cambiare saranno gli ingredienti segreti che ognuno sarà libero di aggiungere al mix, ma soprattutto l'estro dei concorrenti, tra le cui file un gruppo di chef professionisti ed esperti culinari capitanati dalla food blogger Angela Maci, che assegnerà l'ambito titolo di re del barbecue. La giuria valuterà la cottura, il gusto, la preparazione del piatto, ma anche la simpatia dei partecipanti, che quest'anno avranno una sfida in più. Le 100 coppie di cuochi non professionisti infatti dovranno presentarsi in maschera. Il costume più bello sarà premiato nel corso della serata. Nelle sue 13 edizioni Griglie Roventi ha coinvolto finora 215.000 spettatori e oltre 3.400 appassionati griller. Ed era questa l'ultima notizia per questa prima edizione dei nostri notiziari. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. A tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 21 luglio. Sul Veneto al mattino qualche pioggia solamente sui monti, ampie schiarite soleggiate invece altrove. Dal pomeriggio si accenderà l'instabilità, con rovesci e temporali piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 31 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, con qualche pioggia al mattino solamente sui monti, più soleggiato altrove. Col passare delle ore temporali sparsi, possibili un po' su tutti i settori, ma anche in questo caso migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà spiccatamente instabile sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata rovesci e temporali piuttosto diffusi, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 18 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 24 e i 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!